Quest'oggi abbiamo cambiato regione e siamo in Anterselva, stiamo andando al lago. È un lago che io mi ricordo perché vengo sempre con mio nonno. Abbiamo deciso di fare questo giretto. Siamo ancora nel parcheggio, è tardi perché sono le 11:26. Sì, questo è un vecchio ponte, sì, una vecchia passerella. Sentiero Natura Lago di Anterselva. Noi siamo qua. Ecco, arrivati gli Spätzle. Bello però la presentazione. Salsicce e patate. Ha detto che sembra un Moby Dick. E chi si esce più da qua? Sei sta da Dio qua dentro. A parte i sassi e i rami che ci sono in acqua, che calpestarli non è il massimo. Ma chi esce più da questo posto? Dove con la canoa? Ah sì, guarda la via. Credo di essere un po' bruciata. No. Credo sia abbastanza evidente l'ustione. Qua si dorme, fuori fa caldo e qua si dorme. Vero Pepe? Che bello Bobby! Ma bello Bobby, guarda come c'è bello! Con quel cosciottino. Che bello! Un pedone sotto il naso, ma non ti puzza quel piedone? Ah, mommy! Ciao! Piedone! Anche lì ci sono due piedini e un codino. Due piedini puzzolenti. Si vede mica che sono stata al sole. Si vede mica. Mi sono anche addormentata. Comunque si sta coprendo tutto il cielo. Segna 33 gradi e 6, 49% d'umidità. Mi sa che dovrei anche andare in orto perché ho paura che verrà un temporale forte, perché c'è veramente tanto caldo per essere montagna, quindi mi sa che mi converrebbe andare quasi quasi in orto. Ragazzi, qui è arrivato tipo un uragano. Ho preso una paura, ma una paura. Sembrava Vaia. Adesso ho appena sentito la mia amica del Comelico e l'ha anche ha fatto la stessa cosa, era disperata perché ha distrutto tutto. Ci sono tutti i tetti scoperchiati, alberi distrutti. Ero appena venuta, cioè mi avete vista, ero lì sulla sdraio, mi aveva chiamata Franz. Siamo stati al telefono, io nel frattempo sono rimasta ancora un po' sdraiata lì. Nel frattempo ha iniziato a coprirsi proprio ancora di più il cielo e vabbè, insomma, avevo detto arriverà il temporale perché c'è troppo caldo per essere in montagna, veramente era troppo. Qui quando è così caldo, purtroppo fa temporali molto violenti. Ho Franz al telefono. Ecco, stavo dicendo sì, è Franz perché mi ha detto che è volato tutto il tetto della casa cantoniera. Sapete cosa sono le case cantoniere? Quelle dell'ANAS, ecco. E questa qua a Borca è volato il tetto. No della casa cantoniera, del magazzino dove tengo i mezzi. No, ma è stata una cosa violentissima. Cioè, vabbè, ero sullo sdraio appunto, eravamo al telefono, poi boom, è caduta la linea, ho detto va bene, basta. Poi ho detto, qua si sta facendo nero, ho detto aspetta, chiudo l'ombrellone, intanto tiro su la biancheria, perché avevo tutta la biancheria fuori stesa, metto via lo sdraio. Poi ho detto, beh, siccome mi sa che arriverà temporale, vado in orto. Sono andata in orto, ho raccolto quello che c'era, che è tutto la via, che stavo lavando la roba quando è successo il tutto. Vengo su e era abbastanza nero, ancora peggio il cielo da questa parte.
Vabbè, vengo in casa, metto la roba lì, avevo iniziato a lavare la roba, Franz mi chiama, allora sono andata fuori dalla parte di là della strada, della statale, ho guardato il cielo, sopra di noi, sopra la casa, c'era un vortice, cioè una roba allucinante che qua non si vede praticamente mai. Beh, già ho preso una paura, sono venuta in casa di corsa perché stava iniziando il vento, quello forte, chiaramente. Sono venuta in casa di corsa, ho fatto una fatica, ho messo via l'ombrellone perché non l'avevo messo via, l'avevo solo chiuso, ho chiuso gli scuri. A chiudere questi scuri mi sono fatta anche male alla spalla, per fortuna niente di serio perché adesso sembra a posto, mi si era solo infiammato qualcosa momentaneamente, cioè una cosa allucinante. Comunque, boh, si sono rotti degli alberi, ma chi se ne frega. Il problema sono le case, i danni che ha fatto in giro, che neanche li sappiamo. A casa dei miei manca la corrente, non c'è, qui c'è perché è un'altra linea, ma lassù non c'è. I gatti si sono spaventati parecchio, Pepe a un certo punto piangeva. Ah, si è volata la lamiera, ma qui non ha fatto danni, da altre parti. Calo drastico della temperatura da 33,6 a 19,1, cioè, ragazzi, ok. Voglio... No, si riapre lo scuro, no, oh, si è staccato tutto. L'orto è ancora intero? Sì, l'orto è intero, ma la pianta no lì. Si è proprio rotta. Il resto del poggiolo? Ma dai. Ah, si è rotto un albero anche lì. Eccolo là, si è spezzato un albero. Uno in meno. Sì. Che freddo. Situazione sopra casa dei miei, qua sul villaggio, qualche alberello è caduto, In Comelico ha fatto danni, è stata un'altra tromba d'aria come vaia, precisa, identica. Insomma, qualche danno c'è. Ah, quest'albero si è proprio spezzato qui, tac. E questo è il tempo di adesso, sono le 19:30. Guardate la via. Sì, cioè, bello, bello alberello. Allora, i pomodori, povere bestiole, sono tutti giù. Decisamente. Vabbè, pezzi. Questo è un esemplare di insalata. L'avete mai vista? Ecco, l'insalata è fatta così. Tutto nella norma. L'orto non ha sofferto. Allora, è il giorno dopo, ma il tempo è alquanto strano. Allora, adesso voi vedete il sole, cielo praticamente, se mette a fuoco, quasi sereno. Ma prima, qui a Borca non lo so, ma a Cortina ha fatto un altro temporale, faceva paura. Per fortuna è tornato tutto sereno. Comunque ha rinfrescato decisamente. Vediamo quanti gradi sono in questo momento. Allora, in questo momento sono esattamente 15,6 di fuori. Ma no, non sono 15 gradi, sono di più. Non sono 15, la macchina segnava 20 qualcosa. Secondo me non è corretto quel termometro. Quindi i 33,6 di ieri forse non erano 33,6, ma erano di più. Perché era veramente caldo. Allora, sono riuscita a pigiolare anche oggi al sole. Il tempo è decisamente cambiato e guardate lì, è più nero di quello che vedete e quelle nuvole non sono rassicuranti per niente. Scappata! Qua le bisce che non mi vogliono bene scappano ogni volta. Si sta annuvolando tutto. Io adesso vado a casa. Finito adesso di lavorare, metto lo zaino in macchina e me ne vado. Comunque devo ancora trovare un portatelefono da poter mettere in questa macchina, perché o prendo quello con la ventosa da attaccare al vetro
o non so che cosa prendere, non riesco a trovarne uno. Ci sono anche quelli che si attaccano qua davanti, qua, praticamente qua sopra, però poi mi darebbe fastidio il telefono averlo davanti così, sì, mi darebbe fastidio. Lì c'è il display, c'è tutto lo schermo, quindi non si può mettere. Sulle bocchette dell'aria eviterei proprio, perché è alquanto scomodo, poi non esce l'aria bene. E quindi l'unica alternativa sarebbe prendere o quello da specchietto, perché ho paura che si stacchi lo specchietto, oppure prendere quello classico con la ventosa. Intanto esco dal parcheggio. Mi servono gli occhiali, le lenti da sole, gli occhiali, e vado a casa. Cosa vuoi? Ah. Pepe? La pappa? Pappa? Ah. Fai pane per terra. No! Sei matto. No, dobbiamo pulire prima casa, poi mangiate. Ah, sì. Ma. Ciao. Sì, bello. Ieri vi avevo lasciati, cioè prima vi ho fatto delle clip, ma ero ancora al lavoro. Sono tornata a casa. Ieri vi avevo lasciati che avevo preso il sole e poi mi ero svegliata e si era annuvolato tutto. Cioè, veramente ieri mi ero svegliata per caso, pomeriggio, e il cielo era tutto nuvoloso. Cioè, proprio mi sarei presa tranquillamente la pioggia io. Avevo barricato un po' casa di nuovo, vista l'esperienza del giorno prima. E infatti poi anche ieri aveva fatto un bel temporale, però vabbè, dai, meno forte del giorno prima. Io fuggo perché sta arrivando un po' di temporale. Qui c'è ancora il sole, ma quello è il tempo che c'è a Cortina. Preoccupante. Che vado a casa. Ciao Silvano! Era solo per rendervi partecipi di questo strano meteo che, aiuto, devo andare a casa prima che arrivi la pioggia, perché fa molto in fretta ad arrivare.